Invisible Man. Si apre il velodromo Rino Mercante per la grande occasione dell'anno, con la 3 giorni ciclistica di Bassano, una 3 serie che infatti in qualche maniera ha accolto i campionati regionali veneti su pista per le categorie esordienti maschi e femmine, allievi maschi e femmine, e quindi ha messo a dura prova l'organizzazione e anche Cipriano Chemello, che hanno dovuto fare gli straordinari. Già in questa prima giornata andiamo a vedere le finali sia delle varie categorie, intanto vediamo proprio gli esordienti e gli allievi che a colpi di pedale andranno a vincere le varie maglie. Abbiamo visto prima con l'inseguimento individuale Marchetti Moreno che vince su Gobbi Alex e Facchinetti Alessio, quindi bene per la Bici Sport, allievi in seguimento si conferma vincitore Moreno Marchetti. Per quanto riguarda invece le allieve, l'inseguimento è Martina Stefani della Vecchia Fontana, che indossa la casacca rossa del Comitato Regionale Veneto per questi campionati. Poi abbiamo visto, intanto dalle immagini vedete tutti gli invitati, le società giovanissime che hanno accolto l'invito dell'Unione Ciclistica 2000 in passerella per far vedere intanto le loro casacche. Ecco, questo è anche un momento importante di condivisione con i grandi avvenimenti. È importante anche per i bambini che si facciano vedere in una platea importante come quella della 3 giorni ciclistica di Bassano. Chiaramente Luigi Comacchio, presidente del Comitato Provinciale di Vicenza, e Raffaele Carlesso presenti tutte e 3 le serate per poter dare, diciamo così, anche soltanto con la propria personalità, a dare quel giusto e caloroso augurio agli organizzatori, che tanto veramente hanno speso per poter portare a termine questa 3 giorni ciclistica internazionale per quanto riguarda gli Open, ma questo lo vedremo dopo i campionati regionali. Chiaramente 3 sere o 3 giorni vuol dire etichetta, vuol dire miss, vuol dire ristorazione e vuol dire anche tanto pubblico. Noi ci accorgiamo che se si tiene duro giorno dopo giorno, anno dopo anno, potranno essere grandi cose per il futuro. Corsa punti allieve donne, campionato regionale Veneto, quindi anche qui assegnazione delle maglie. Ricordiamo che sono 35 i giri, ogni 5 giri il punteggio 5, 3, 2, 1, quindi 5 al primo, 3 al secondo, 2 alla terza e 1 alla quarta classificata. La somma dei punteggi dei vari traguardi intermedi daranno la classifica finale, quindi l'aggiudicazione di questa maglia rossa del campionato regionale Veneto su pista targata 2013. Qua abbiamo le allieve, abbiamo la Turrina d'Alto, dalla Valle Elisa, Simeoni, la Katia Ragusa, la Gerardi Sara, la Silvia Tomasi, insomma ce ne sono molte di ragazze. Chiaramente la Vecchia Fontana fa un po' da padrone in un po' tutte le gare della pista, anche perché loro sono votati veramente a questa disciplina. Abbiamo chiaramente Martina Stefani, ma Sofia Beggin, anche che l'abbiamo vista tante volte al ciclocross quest'anno, è una ragazza che è molto poliedrica, riesce a fare sia pista, strada che ciclocross, quindi credo una bella atleta a tutto tondo. Ma anche Deborah Silvestri, anche Katia Ragusa l'abbiamo vista tante volte su strada, ma anche su pista e anche sul ciclocross. Isabella Dalla Benedetta, la Camatta Ludovica, questi sono un po' coloro che hanno fatto brillare gli occhi durante tutta questa stagione, sono quelle che dovrebbero poi dopo in qualche maniera vincere questa, oppure ipoteticamente vincere questa corsa a punti. Un altro Vecchia Fontana, quindi la Stefani Martina della Vecchia Fontana si aggiudica l'ultimo traguardo di giornata di questa corsa a punti e quindi lei indosserà la maglietta di campionessa regionale per quanto concerne la pista. Sofia Beggin a secondo posto, Deborah Silvestri al terzo. Quindi questo è il computo della corsa a punti riservata alle donne allieve. Poi vedremo tutte le premiazioni, mentre questa che vediamo dalle immagini è la corsa a punti maschi, mi pare esordienti, anche qua ne abbiamo veramente tanti perché sono stati tantissimi gli iscritti. Gli esordienti, andiamo a vedere
sono veramente una moltitudine, sono circa 39 società, 47 sono gli atleti, e quindi crediamo che sia questo doveroso da dire, che la pista, se in qualche maniera è ben organizzata, gli atleti e anche i direttori sportivi rispondono alla stragrande. Corsa appunti, qua abbiamo sempre le solite società, il Luc Bovolone, l'Ausonia, il San Pietro Ingù, Postumio 73, l'Alberti, la Cartura Annalin, Team Bosco di Orsago, Veloce Bassano 1892. Ecco, la cosa bella è che quest'anno hanno cominciato a dire: è come si fanno le cose a Bassano, non si fanno da nessun'altra parte. Quindi questa è anche un'altra bella riconoscenza da parte del pubblico e ed anche dei atleti. Vediamo una brutta caduta, nulla di grave. Questi sono gli inconvenienti del mestiere della pista. Si sa, la pista può essere anche pericolosa, ma l'abbiamo detto tante volte. Però non è successo nulla di grave all'atleta coinvolto in questa caduta, nemmeno su quello che a traino è andato a coinvolgerlo ed è andato sopra con le ruote. Un altro tentativo di caccia, a questo punto vediamo cosa succederà, però niente di grave, è successo tutto a posto. Andiamo a vedere sempre questa corsa a punti maschi. Qua abbiamo Rigo, Casini, Masotto, Beghini, Andrea dell'Ausonia Pescantina. Ricordiamo anche che esistono tante belle realtà dei velodromi. Ecco qua, finisce con l'ultima volata, se la aggiudica Rigo Simone, quindi del Team Bosco di Orsago, che vince anche il campionato regionale veneto indossando la maglia rossa, tra poco la vedremo. Secondo Emanuele Barbieri e Chiesini Marco dell'Ausonia CSI Pescantina al terzo posto, quindi Team Bosco di Orsago, Cordioli e Ausonia sono le prime tre piazze per quanto concerne la corsa a punti maschi esordienti. Intanto vediamo l'ingresso del parterre del ristorante, come è giusto che sia, come in tutte le 3 sere, un po' di dirigenza. Qua sono sponsor, amici, abbiamo visto anche il sindaco Stefano Cimatti insieme al vice sindaco Paolo Gobbato, che hanno raggiunto gli amici dell'UC 2000 per bere un bicchiere insieme, per degustare ottimi piatti e intanto fare anche 2 chiacchiere. Tutto questo vuol dire intanto armonia della 6 giorni, vuol dire anche cercare di confortare le persone che vengono al parterre per mangiare un boccone e godersi uno spettacolo veramente importante. Questa è la corsa a punti allievi, quindi qua vediamo già ragazzi di 16 anni, però gli allievi sono già più abituati, poi li vedremo anche nella seconda parte, quindi settimana prossima, nell'americana dedicata agli allievi. Una 3 giorni che inizia dal giovedì, finisce il sabato, dove il giovedì e il venerdì in pratica è stata quasi tutta votata agli allievi. Qua abbiamo Chiementon, La Terza, Orlandi Alessandro, Dalla Valle Nicolas, alcuni nomi, Venturini, Zanoni, Mazzuccato, insomma tantissimi. 55 le società e 57 allievi, per arrivare a una scrematura che ha portato nelle varie batterie la possibilità di dare a questi concorrenti la possibilità di poter gareggiare. Finisce anche questa e qua abbiamo Moreno Marchetti che si aggiudica anche la maglia di campione regionale veneto su pista, vincendo questa corsa a punti, quindi la BC Sport. Stefano Vettorelle del Team Bosco di Orsago al secondo posto, Giordani Carlo Alberto del Veloce Club Isolano Stella 81 vince, si piazza al terzo posto. Qua il photo finish, intanto il protocollo di premiazione dove vengono premiati tutti quanti i vincitori delle varie categorie. Andiamo a vederle un po' tutti quanti. Abbiamo visto Stefano Lira, Barbieri Manuel, Minali Michael, poi abbiamo Stefani Martina, Begin Sofia, Silvestri Debora. Parliamo sempre per quanto concerne i campioni provinciali. Abbiamo qua la Laura Tommasi, Industria Fornitore Moro Viotto, Sartori e Vanzetto. Per quanto riguarda gli allievi maschi per la corsa a punti, abbiamo detto Moreno Marchetti, Stefano Vertorelle, Giordani Carlo Alberto, primo, secondo e terzo. Queste sono tutte le maglie assegnate del comitato regionale. Intanto vediamo la Eli Vanzetto, anche lei che indossa al terzo posto, non indossa la casacca, però terza piazzata, va bene per lei perché insomma non è mica poco, ma la Laura Tommasi si aggiudica comunque la maglia di campionessa regionale. FIS, porte basculanti, chiusure sezionali, serrande, cancelli estensivi, chiusure tagliafuoco. FIS, la qualità e le eccellenze di un marchio prestigioso.
FIS, una stretta di mano che dura da 40 anni, in via Campagna 164 a Galliera Veneta. Epoca, prodotti certificati per la casa, l'industria, il giardinaggio e l'agricoltura. Epoca, diamo vita alla tua vita. Americana allievi, timidi tentativi, chiaramente a 16 anni non si può pretendere molto, però già importante dare il segnale che un campionato regionale possa assegnare titolo con questa specialità, una specialità intanto spettacolare, ma una specialità che essendo spettacolare è anche molto pericolosa. Ebbene fa Cipriano Chemello, che oltre ad essere direttore di corsa è anche il tecnico per quanto riguarda il comitato regionale, bene fa a far interpretare a questi ragazzi questo tipo di disciplina. È la disciplina regina, la Madison, è la più antica per quanto riguarda il ciclismo su pista, nata a New York proprio all'inizio del Novecento, per cui è un po' quella che chiude le fatidiche 6 giorni. Qua vediamo gli atleti impegnati nei cambi, qua chi prende il giro, ipoteticamente una pista come quella di Bassano che è di 400 metri difficilmente si riesce a prendere il giro, però chi prende il giro, cioè vale a dire se c'è un tentativo di caccia degli atleti che riprendono poi il gruppo, che lo vediamo che è spezzettato a metà perché prendono il cambio ogni 400 metri, a seconda se un passista riesce a fare più giri, e poi dopo determina la volata colui che agli ultimi 200 metri prende il testimone dal suo compagno di classe di casacca, come in questo caso vedete il cambio. Gli ultimi 250 metri di questo ragazzo saranno a volata, gli altri sono già leggermente al vento da parecchio tempo, però andremo a vedere come funziona. Intanto qua ci sono i migliori, da Zanoncello Ferronato, le coppie sono Marchetti Zanoncello, Bevilacqua Giacomello, Pomini Giordani, e vedete che comunque riesce proprio questo al filo di lana. Vediamo chi è che si aggiudica questa volata per quanto concerne l'americana allievi, poi c'è un attimo di pausa e poi dopo si riprende. Vediamo una bella volata a 2 come riprende la soave Nicola del look bovolone. Andiamo a vedere proprio il photo finish, è proprio lui che si aggiudica quest'ultima volata per quanto concerne l'americana. Vestizione, qua andiamo a vedere le vestizioni delle maglie precedenti, ancora le donne interpreti, però per quanto riguarda questa allievi americana se la giudica Moreno Marchetti con Enrico Zanoncello in coppia, quindi BC Sport e Luc Bovolone, Marchiori Leonardo e Farronato Filippo al secondo posto, quindi Mirano e Veloce Club Bassano, Pomini Tommaso, Giordani, Carlo Alberto, Veloce Club Isolano ambedue, Veloce Club Città di Marostica con Bevilacqua, Simone e Giacomello Simon, Unione Ciclistica Lupi. Vediamo proprio nel podio più alto anche Moreno Marchetti che oltre a vincere l'americana, oltre a vincere la corsa a punti, ha vinto anche le individuali, quindi ha fatto un banchetto esagerato. Il palco delle grandi occasioni, qua vediamo anche con il quartetto, sempre questa è la coppia vincitrice della ultima americana che abbiamo visto con Enrico Zanoncello, Moreno Marchetti, e poi man mano gli altri Marchiori, Ferronato, Pomini, Bevilacqua, Giordani e Giacomello. E adesso andiamo alla corsa a punti, questa qua è la corsa a punti per quanto concerne i professionisti. Quindi siamo già andati con il calendario dei professionisti, l'americana ha chiuso il calendario del comitato regionale Veneto per quanto concerne i campionati regionali su pista, e adesso si parte con la vera e propria tre sere dedicata agli open, quindi professionisti e dilettanti under. Qua abbiamo le maglie accoppiate come in uso in tutte le 3 sere, qua abbiamo Marcolina, Marvulli che sono un po' la testa di serie di questa gara, di queste gare di questi 3 giorni, accoppiate alla Bifrangi, mentre Lenzi, Kabir, Leveghi, Kevin sono accoppiati alla Sci, mentre per la Rem Device Gasparrini, Rino e Kurushet Jean Ignazio, perché si ricorda i Kurushet qualche anno fa, negli anni 80-90, erano Joan e Gabriele Kurushet, olimpionici, campioni del mondo, grandi amici anche di Silvio Martinello e anche Villa. Questa corsa a punti tra poco andremo a vedere di snocciolarla per benino. Andiamo ancora comunque con questa gara e con i nomi dei partecipanti: Bart Marcel Iblik Nico della Selle SMP, quindi Quake Ricami, Malucelli Damiani, Trafi Tecnologia Alban Matteo e Lamon Francesco, poi abbiamo la SIA con Olivetto Lorenzo e Sisca, poi abbiamo Frame Gomez Club 88, Ursus con Frassetto Sebastiano e Jansen Philip, poi abbiamo la GSG con Veldowski, Ondrej e Kaduk Jean, Warservi Brenta, Mixa Marek e Aceschi Vojetek, poi abbiamo l'Autofficina Sandi con Muraro Andrea,
Garuti Gabriele, Beccagli Luigi, Capati Emanuele, Lafonte, Panni Compac e Stoicu per quanto riguarda Lavi, Stresses, Fanger. E qui abbiamo ancora nella corsa a punti un tentativo di caccia. Abbiamo visto tutte le varie coppie accoppiate con i numeri e chiaramente non soltanto, anche con le maglie degli sponsor. Certo che questa è una grande risposta degli organizzatori per quanto concerne non soltanto le canoniche tre sere per quanto riguarda l'organizzazione, ma proprio per quanto riguarda il fatto di avere degli ottimi pistar. Qua abbiamo campioni del mondo, campioni europei, però certo che non avendo la stessa fama, la stessa quotidianità della strada, si fa un po' fatica. Negli anni 90 si era cercato di portare le stelle del ciclismo su pista e farle emergere, come è successo con Silvio Martinello, e la cosa è stata veramente molto buona e ben riuscita, perché a quell'epoca sono usciti fuori dei pistar di nome come Armeti, come Gero Armeti, come Martinello, come Villa, ed erano conosciuti proprio per le loro peculiarità. Qua vediamo in questa corsa a punti, abbiamo proprio visto, questo è Marvulli, un tentativo di caccia che si sta per involare quasi a vittoria certa, perché loro stanno partecipando per quanto concerne la classifica finale della tre serie, cioè quindi vuol dire tutti i punteggi delle varie discipline, compresa la corsa a punti, danno un punteggio, un cumulo di punteggi che poi servirà per la classifica generale, la classifica finale della 3 giorni ciclistica di Bassano internazionale. Sappiamo che Marvulli è accoppiato con Maurizio Damiani, con Marcolina. Adesso vediamo questo trio in pratica, come si dice, è molto elevata la media, sì, una media tutta, veramente sono andati i ragazzi alla stragrande in questa corsa a punti, ma poi dopo vedremo l'americana, è stata qualcosa di straordinario, essendo che non ci sono combine, possiamo dirlo che in queste tre sere vanno chi ha nelle gambe la voglia e la possibilità di pedalare. Altro traguardo questo, ed è Damiani, Marvulli, la coppia Marvulli-Marcolina accoppiati alla Bifrangi, quindi abbiamo visto Marcolina tagliare il traguardo per primo. Poi abbiamo anche Mixa Marek che si sta mettendo veramente in mostra già dalle prime battute di questa corsa a punti insieme a Cecchi, Wojtek. Questi sono cecoslovacchi, campioni del mondo, fanno parte della nazionale appartenenti alla nazionale cecoslovacca, sono nell'esercito ceco e quindi anche loro hanno voluto partecipare a questa 3 giorni ciclistica di Bassano. Ma non soltanto, abbiamo anche svizzeri, ci sono anche i tedeschi, insomma coloro che in pista sanno andare in maniera particolare. Poi abbiamo ancora lì davanti Beccagli Luigi e Capati Emanuele, che sono accoppiati alla Fonte. Ancora lì davanti sempre Marcolina Pier Giacomo accoppiato con Franco Marvulli, ed è riconoscibile dal numero nero, perché anche queste le coppie si differenziano numeri neri e numeri rossi. Quindi i numeri rossi, in questo caso è Marvulli, Lenzi, Gasparini, Bart, Damiano, Albano, Olivetto, Fusaz, Frame, Frassetto, Vedolski, Mixa, Muraro, Beccagli e Capaci. Questi sono i numeri rossi. I numeri neri sono Marcolina, che ha accoppiato con Marvulli, Leveghi, Kurushet, Hiblik, Malucelli, Lomon, Alban, Gomez, Hansen, poi abbiamo Kaduk, Aceki e poi abbiamo Garuti, Capati e Stoicu. Stoico Emiliano, non fatevi ingannare, è un grande corridore e farà parlare di sé. Ancora Marcolina lì davanti, accoppiato con Marvulli, svizzero, ci raggiunge volentieri tutte le volte, un ragazzo dolcissimo, simpaticissimo ed è un grande professionista. Tentativo a 3 di andare a aggiudicarsi ancora un traguardo a punteggio per mettere sul paniere più punti possibile, per poi aggiudicarsi l'ambito trofeo di queste 3 giorni ciclistiche di Bassano. Ricordiamo, Gran Premio Città di Bassano, trofeo Selle SMP, è già il terzo anno che ci avvicina al marchio delle Selle SMP. Il ringraziamento va sicuramente al titolare Maurizio Schiavongo, perché ci sta vicino e ci dà la possibilità anche di poter organizzare queste grandi veramente kermesse. Abbiamo visto sempre le 3 coppie che vanno a concludere questa corsa a punti. Vediamo che se la giudicherà sicuramente Maurizio Damiani, perché nel computo Damiani ha fatto veramente più punti. Andiamo a vedere Maurizio e poi andiamo a sentire poi l'ufficialità. Quindi Marvulli vince l'ultimo traguardo
però per quanto riguarda questa corsa a punti la vince Damiano Maurizio, secondo è Marvulli Franco, Kuruchet Juan Ignazio al terzo posto, quindi Aceki, Levighi, Kevin e Kaduk Juan. Quindi questa è l'ufficialità, sentiamo la classifica. Comunque Maurizio Damiano sicuramente si aggiudica questa prima corsa a punti che inaugura la 3 giorni, la 3 sere ciclistica di Italiano. L'ultimo sprint è andato a Marvulli, però Damiano Maurizio si aggiudica la corsa a punti nel computo delle volate. Questa che vediamo è l'Antiochenia, vale a dire il primo che taglia il traguardo acquisisce un punto, l'ultimo viene eliminato, è una sorta di eliminazione che però premia colui che percorre e arriva col muso davanti ogni giro, quindi sono 16 giri e ipoteticamente ci sono 16 punti in palio, ma c'è anche la possibilità per 16 volte di essere eliminati. Qua vediamo il numero 2 con la maglia della Quake Ricambi, Bart Marcel, ed è il numero 1 della Scicon, Lenzi Kabir, che viene eliminato. Quindi abbiamo visto un punto per Bart e invece Lenzi viene eliminato. Ancora un'altra volata, vediamo che l'atleta della Quake è una sorta di caccia, vediamo quanto riuscirà a durare, ma l'importante è che comunque non vada di dietro, perché dietro insomma si rischia di essere, si è eliminati di fatto, mentre lui ha preso altri 2 punti e vediamo chi viene eliminato. La 13, quindi Autofficina Sandri, Muraro viene, qua mi dicono Vedolski, GSG. Allora coppia numero 10, quindi Vedolski viene eliminato, non la 13 come ho detto erroneamente io, e ancora in caccia, vediamo questo è sempre Lenzi Kabir, ancora un punto, quindi 3 punti per lui, sta veramente mettendo una grande ipoteca, quindi viene eliminato Frassetto della Ursus, quindi numero 14 la coppia, quindi Frassetto Sebastiano accoppiato alla Ursus viene eliminato. Ancora lì davanti abbiamo proprio, sempre con il dorsale 2, Bart Marshall, che sta veramente acquisendo punti a non finire, 4 punti per lui, e vediamo chi viene eliminato. Quindi dorsale 17, però 9 per quanto concerne la casacca stampata, c'è stata un po' di confusione, dobbiamo dire la verità, con i giudici, ed è la coppia della Panni, Campaci Michael, perché evidentemente i giudici si trovano più tranquilli con i dorsali attaccati con la spilletta come si usa su strada, ha creato sicuramente qualche confusione nelle cronache. Vediamo ancora il 2, ancora Lenzi Kabir che scusate, Bart Marseille che prende altri 5 punti e poi viene eliminato l'atleta della World Service in questa gara, quindi Mixa Marek. Poi ricordiamo che gli ultimi 3 si dovranno fare la volata finale. Certo il Marcella è andato avanti, non gli hanno fatto certo la guerra, questi sono tenuti per aggiudicarsi la volata, ancora Marvuli qua davanti che capitana un po' questo piccolo gruppetto. Il 3 vuole a dire Traffic Technology, Alban Matteo viene eliminato. Alban è eliminato, rimangono ancora 5 corridori. Vediamo alcuni tra atleti, ma non soltanto, anche appassionati che seguono questa Antiochenia. Ricordiamo un punto ogni volta che passa davanti al traguardo l'atleta e l'ultimo viene eliminato. Ancora un altro traguardo, viene eliminato, quindi Gasparini prende il punto della Rende Weiss e quindi Fusaz viene eliminato, accoppiata alla Williard Triestina. Fusaz, ricordiamo, campione europeo. Ancora, traguardo a 3, vediamo lì davanti Marcel, che comunque oramai sicuramente ha vinto questa Antiochenia perché ha preso parecchi punti. Qua davanti sta tirando la volata, mi pare proprio Franco Marvulli, ed è lui che si aggiudica, mi pare, questa volata. Quindi la coppia numero 6, accoppiata alla Bifrangi, Marvulli vince l'ultima
volata, adesso è la volata conclusiva, mentre viene eliminato questo corridore che si sta staccando piano piano, quindi l'ultima volata è tra Marcel e Marvulli. Marvulli parte in anticipo del Club 88 alla 4, ecco qua, Frame vince. Ecco, abbiamo visto com'è strana questa corsa. Marcel è stato eliminato, però nel computo dei punti ha vinto, anche se loro hanno vinto l'ultima finale, a differenza dello Scratch, che chi arriva primo indiscutibilmente. In questo caso Marcel ha preso 5 punti ed è in testa alla classifica e vince Bart, e lo vediamo adesso baciato dalla Miss, perché nel computo dei punteggi lui ha 5 punti, poi poco importa che davanti là, dopo abbiamo visto la volata tra Marvulli e l'altro atleta della Willer Fusaz, poco importa questo perché lui aveva già accumulato parecchi punti. Quindi 5 punti per lui, Bart vince su Marvulli Franco e Frame Alex. Frame Alex è quello che ha fatto la volata ultima con Marvulli. Questo è lo scratch numeri neri. Perché chiaramente lo scratch numeri neri, perché fanno parte delle altre coppie. Numeri rossi li abbiamo visti con l'Antiochegna e in questo caso vediamo i numeri neri che vanno con lo scratch. Lo scratch è una gara molto semplice, tipo su strada, bisogna andare e il primo che arriva taglia il traguardo e vince la corsa. Certo, qua si può prendere il giro e quindi matematicamente vince la corsa, però non è detto. Prendere il giro su una pista di 400 metri è molto molto difficile. Chiaramente adesso fiato alle trombe, siamo già alla seconda giornata importante, anche un po' di musica che così scalda anche i cuori oltre che i motori degli atleti, e per quanto riguarda il pubblico che sicuramente si è divertito moltissimo e si sta divertendo moltissimo. Quindi abbiamo numeri neri, qua abbiamo Marcolina, Leveghi, Kurushet, Heblik, Maluccelli, Lamon, Alban, Gomez, Jansen, Cadu, Kocecchi, poi abbiamo Garuti, Capati, Stoico e Emiliano che vanno a tutta per questa scratch numeri neri. Qua bisogna stare attenti, per esempio abbiamo un Leveghi che è molto bravo, Capati è anche molto bravo a tenere il ritmo e la strada, perché qua è importante non farsi sorprendere, non far uscire delle cacce, perché se partono e riescono della Traffic Technology, questo qua è la maglia bianca Traffic Technology, quindi è Lamon che cerca di andare via, vediamo se riuscirà in questa impresa, non è facile. Un saluto anche a Alessandra Gazzola, anima di questa 3 sere, instancabile, infaticabile, e vedete che bel colpo d'occhio che ha il velodromo Rino Mercanti. Basterebbe veramente fare una mano di resina, metterla a posto, questo che è veramente un monumento al ciclismo, un monumento importante al ciclismo. Ancora vediamo William Tiestina, abbiamo visto Alban Riccardo poco fa, Leveghi che si sta comportando bene lì davanti nella pancia del gruppo, però in quarta, quinta posizione, poco oramai alla conclusione di questa scratch, dove ha preso il nome questa trasmissione, perché è una via di mezzo tra la strada e la pista, quindi come è giusto che sia ci occupiamo sì di strada, ma anche non trascuriamo la pista, che poi è rimasta un po' la pista nel cuore di tutti gli appassionati. Ancora altre volate, Eslig, Gomez, e qua non c'è punteggio, ricordiamolo, ogni giro non c'è punteggio, qua si tratta soltanto che quando si arriva si vince. Quindi abbiamo coppia 4 e coppia 2 davanti, quindi abbiamo Public, Esnik, quindi Heblik, Esnik lì davanti, che tengono un po' le redini del gruppo, stanno cercando di lasciare un margine abbastanza sufficiente per poter garantirsi perlomeno una volata tranquilla a 2, per portare comunque punti al carniere della 3 serie di Bassano. Certo che chiaramente una 3 giorni del genere è difficile da organizzare, qualche cosa bisogna mettere a posto, perché adesso vediamo che il 2 ha un numero dorsale che è diverso, perché è rosso, quindi il 2 in questo punto è Bart, ma non è Bart, perché evidentemente hanno fatto confusione nelle casacche, ma invece di essere Bart è Eblik,
ha sbagliato soltanto la casacca, il numero è rosso, sbagliato, ma l'uomo è giusto, perché questi sono piccoli dettagli che bisognerebbe curare di più nella fase, diciamo così, prima dei box, perché sennò si crea un po' di confusione. Penso già è difficile un po' la pista da capire per chi è profano, voglio vedere che poi dopo se mettiamo a fare confusione con i numeri la cosa diventa tragica. Lì davanti abbiamo anche la coppia della Fonte, che è in seconda posizione, De Capati Emanuel, inseguita da quest'altra coppia, abbiamo detto che è la 2 dell'Eveghi, poi abbiamo la Repubblica Ceca con Jansen, con Heblik, quindi ancora abbiamo detto Heblik, poi abbiamo Oceki, poi la 4 con Gomez, Urrosa, Luis Antonio, che si stanno portando nelle fasi finali. Abbiamo visto la Willier Triestina anche con Alban Riccardo, e lì sono in 5 che se la stanno giocando, Marcolina, Caduk, Malucelli e Janken. Con un po' di musica di sottofondo abbiamo trovato la quadra per questa 3 serie di Bassano, che ha tanto fatto piacere ai corridori, un po' meno ai giudici, ma bisogna abituarsi che la 3 serie, la pista deve essere più ringiovanita rispetto a qualche anno fa, perché i giovani ci sono che hanno voglia di andare in pista e hanno voglia anche di impegnarsi in questa disciplina, ed è una disciplina che può far guadagnare anche qualche soldino. Guardiamo su tutti Franco Marvulli, il quale insomma non è che si lamenta proprio delle proprie 6 giorni. Intanto 38 6 giorni a 42 titoli mondiali nelle varie discipline su pista, un fenomeno assolutamente su 2 ruote che viene qua a Bassano, poco conosciuto evidentemente perché c'è poca domesticatezza con la pista, ma questo è un talento ed è un campione assoluto, come Fusaz non ce ne sono, Gomez, ricordiamo Kurishet con la Trevigiani sta facendo molto bene, quindi voglio dire ci sono dei grandi corridori che potrebbero trovare una dimensione loro importante per quanto riguarda questa disciplina e guadagnare anche qualche soldino. Ancora la coppia della Fonte, sempre lì davanti, quindi è Capati Beccagli. Capati sta facendo un'ottima gara, sta sprecando veramente molta energia per questa gara. Bene, lo vediamo anche Haceki, Malucelli, Caduk molto bene, sempre in terza, quarta posizione Caduk, quindi Leveghi e anche Campati lo vediamo molto bene anche lì davanti al gruppetto. Si controllano, mancano pochi giri per concludere questo scratch, 3 giri alla conclusione, quindi sono 1200 metri. Ricordiamo che la pista di Bassano del Grappa misura 400 metri, le pendenze delle parabole sono del 41%, ancora ultimo chilometro, sempre lì davanti la Fonte con Capati Emanuele lì davanti, sta veramente sprecando tante energie, noi ci auguriamo per lui che possa resistere ancora 400 metri, non è facile in questo velodromo, sono ancora 800 metri, 2 giri, sta mollando un po' i remi in barca, però vediamo che c'è la 4, quindi Malucelli, Haceki davanti, anche Caduk e Marcolina che si aggiunge, sta pagando moltissimo, anzi ha pagato Capati, Haceki lo vediamo adesso, ultimo giro, ha dato circa un 30 metri sia a Malucelli che a Caduk, e quindi questa è già proprio una vera e propria caccia. Eccolo qua, vince Mixa, e quindi l'applauso del secondo Malucelli, quindi vale a dire SLSMP, non fatevi confondere con Oceki perché è il numero rosso, però in realtà è nero. Caduk Juan vince e si piazza vince in terza posizione, questo qua è Oceki che prende chiaramente il bacio della Miss, si aggiudica questa scratch numeri neri, tanto i fotografi di rito, e poi lo spettacolo immancabile, Giampieretti, l'autentica stella degli anni 60-70, che tiene un po' di compagnia al pubblico con queste bellissime canzoni. Ve ne facciamo ascoltare qualche brano.
I radiocomandi Ren Device sono progettati con elettronica digitale di ultima generazione, a basso consumo ed altissima affidabilità nel tempo anche in caso di urti o cadute accidentali. Ren Device, i controlli di sicurezza, sono affidati a microprocessori in costante comparazione reciproca, codice univoco di codifica e sofisticati controlli digitali dei dati trasmessi, con protocolli di trasmissioni brevettate che conferiscono al radiocomando una sicurezza superiore alle più severe normative internazionali. I radiocomandi Ren Device sono insuperati per design ed ergonomicità. Ren Device, radiocomandi industriali utilizzati per gru, carroponti, mezzi idraulici e cingolati, automazioni di ogni genere. Ren Device, impulsi d'autore. E intanto all'immagine un primo piano di Franca Lovisetto di Even, che ha curato tutto lo spettacolo della 3 giorni ciclistica di Bassano. Chiaramente una ampia pagina l'apriremo settimana prossima con le ultime gare dell'ultima giornata e chiaramente con le Miss 3 giorni che tanto fascino portano al velodromo Rino Mercante, mentre questa è l'ultima gara di giornata, l'americana 60 giri per tutti quanti gli atleti, quindi questa fa parte anche questa della classifica a coppie. Intanto vediamo Sergio Bianchetto che è coordinatore, direttore di riunione di questa 3 sere dedicate ai professionisti. Abbiamo visto in testa a questo gruppo Franco Marvulli, che lo scorso anno si è aggiudicato la 3 giorni ciclistica di Bassano insieme a Elia Viviani, lo vediamo. Quindi Bifrangi, Marvulli, Marcolina col numero nero va ad imporsi su questo primo traguardo, lo vediamo, no, sul filo del rasoio lo brucia proprio Damiano, e quindi Fausto Coppi Gazzara si accumula i 5 punti, quindi Marvulli, Marcolina si sono posizionati in seconda posizione. L'americana è la Madison, abbiamo detto nata nel 1908 al Madison Square Garden proprio, quindi una delle corse più antiche per quanto riguarda i tondini. Intanto questo un altro cambio del Club 88, la coppia della Club 88 che è Frame Gomez Urosa Luis Antonio, e tutti quanti in gruppo li vediamo. Intanto questi qua sono coloro che aspettano di essere lanciati dal proprio compagno, vale a dire dal proprio compagno che ha la stessa identica casacca, si differenzia soltanto dal numero del dorsale, che uno è rosso e l'altro è nero. 60 giri abbiamo detto, 60 giri che concludono la prima giornata di riunione della 3 giorni ciclistica di Bassano. Quindi la numero 9 perde già il giro, quindi Campaci Stoicu accoppiati alla Leodinamica Panni perdono il giro, quindi dura per loro sarà riconquistare il giro per poter competere con i migliori. Quindi Damiani, Malucelli con 5 punti vincono la prima delle volate. La seconda è Marvulli Franco e Marcolina Piergiancomo, ma è lunga un'americana, quindi sono molte le volate intermedie, quindi sono 6 le volate per un totale di 30 punti da giudicarsi nei vari atleti e nelle varie posizioni, perché ricordiamo che il punteggio è 5-3-2-1, quindi adesso in testa alla classifica provvisoria abbiamo Damiani, Malucelli, seguono Marvulli, Marcolina. Poi abbiamo la coppia della sci con Lenzi, Kabir, Leveghi, Kevin. Vediamo un tentativo di caccia timido questo di 2 atleti, intanto un po' di brindisi, perché no, non guasta con il comitato provinciale. Abbiamo visto proprio Luigi Comacchio e Francesco Cecchin brindare a quella che è un po' anche la gara del comitato provinciale, perché organizzare un campionato regionale per giovani e una 3 giorni ciclistica di questa importanza chiaramente fa alzare parecchio il ranking del comparto vicentino, e la cosa penso che faccia piacere un po' a tutti, anche perché il velodromo Rino Mercanti è stato il velodromo che ha dettato la scuola per tutti i velodromi d'Italia. È una storia molto lunga che parte veramente da Bassano e arriva fino a oggi a testimoniare la grande compartecipazione. Abbiamo visto un tentativo di caccia di Leveghi Kevin della coppia con il dorsale della Scicon. Intanto qua vediamo il 13 con un problema al meccanico, quindi Garuti Gabriele a 4 giri
di abbuono per mettere a posto la bicicletta e riaccodarsi nella posizione che aveva prima. Adesso in pratica il suo compagno di squadra, quindi Muraro Andrea, dovrà andare dietro e farsi un mazzo tanto per non perdere la posizione. Quindi lì davanti vediamo ancora con il dorsale 14 Janssen Philipp, accoppiato con la Ursus, accessori per il ciclo e soprattutto ruote per il ciclo, importante azienda locale questa. Vediamo come sono tutti in fila, un'americana, quando si dice un'americana tutta, ecco, questa si può dire che è un'americana tutta. Vediamo intanto il cambio della coppia della Traffic Technology, l'abbiamo appena vista, e della SLSMP Damiano Malucelli. Prossimo giro a traguardo. Vediamo la coppia della Club 88 anche lì davanti, Capaci Stoicu, poi abbiamo ancora Alban e Fusaz. Ultimo giro prima della volata, quindi 400 metri per poi arrivare ad un'altra volata intermedia. Qui abbiamo davanti a tutti con il dorsale numero 4 Gomez Urosa Luis Antonio insieme a Frame della Club 88 Magnifici Antonella, e ancora il numero 6 ed è Marcolina che va ad imporsi e passare così in testa alla classifica provvisoria. Proprio Marcolina si aggiudica questo traguardo intermedio, quindi balza in testa alla classifica. Quindi a questo punto abbiamo Marcolina Marvulli e secondo posto Damiano Malucelli. Poi abbiamo ancora la numero 7 con la World Service Brenta Mixa e Acechi, perché anche loro stanno andando alla stragrande, saranno sicuramente interpreti di questa 3 giorni ciclistica italiana, questa 3 giorni ciclistica internazionale. La vediamo al contagiri a spiare il rettilineo di arrivo Luigi Comacchio, Daminato, oramai infaticabile uomo del contagiri da anni che tiene compagnia agli amici dell'Unione Ciclistica 2000. Un altro cambio lo vediamo con quale grinta e con quanta grinta loro interpretano questa americana e con quanta attenzione alcuni allievi guardano e cercano di rubare il mestiere. Malucelli lo abbiamo visto adesso, 3 coppie in caccia davanti. Adesso vediamo, mi pare, Leveghi che si accoppia, cerca di portarsi avanti a questi 2 uomini che sono in caccia. Caccia vuol dire che hanno preso qualche metro di vantaggio, cercano di prendere il giro. Abbiamo detto quanto difficoltoso sia su una pista di 400 metri. Vediamo Marvulli che subito cerca di chiudere la frattura che si è venuta a creare in questi giri. Vediamo sempre lì davanti la coppia numero 7 da World Service, quindi Mixa e Acechi. Si dà il cambio in questo momento la coppia Acechi, poi con il dorsale 2 si accoda alla stragrande Bart Marcel accoppiato con Eblik e Nico. Questa è la coppia della Quake Ricami. Quindi abbiamo sentito lo speaker, 24, 16 e 12 sono le coppie in testa a questa gara. Un tentativo per prendere il giro, per cui guadagnare 20 punti, perché se si prende il giro si guadagnano 20 punti nella americana, vuol dire avere 4 traguardi nel paniere intermedi. Non sono pochi, ma non è facile. Ancora Levighi sta facendo un mazzo veramente incredibile. Un po' di vento al velodromo Rino Mercante, ma il parterre l'abbiamo visto, è tutto esaurito, e quindi cominciano a capire che la 3 giorni sta diventando una cosa seria, e oggi è stata veramente una grande giornata di sport. Abbiamo detto prima, in riunione con tutti i ragazzi, abbiamo detto chi ne ha vada avanti, non ci sono problemi qua vogliamo che vincano i migliori, non coloro che tra virgolette spendono di più. Qua spendono tutti uguali, qua cerchiamo di fare del ciclismo e cerchiamo di fare del ciclismo che sia quanto mai più puro e più onesto possibile, ed è giusto che sia così se la pista vuole riguadagnare punteggio. E noi crediamo ancora molto nella pista, si crede perché è un posto dove ci si può allenare in tutta sicurezza, e queste gare non fanno altro che mettere il cappello a tutto quello che è un anno di grandi allenamenti, di grandi sacrifici da parte dei ragazzi. E qua è un po' come vedere la Champions League, vedere i grandi interpreti della bicicletta, delle 2 ruote su pista. Questi sono ragazzi che non so se tutti troveranno
contratto nella strada, ma possono aprirsi veramente dei mercati per loro, per poter guadagnare almeno uno stipendio decoroso per poter vivere e intanto fare quello che loro piace di più, il loro mestiere che a loro piace di più. Intanto lo vediamo qua con il dorsale 1 e Levighi Kevin che cerca di andare via, accoppiato con Lenzi Kabir, questa è la coppia della Shikon. Vediamo che sta andando cercando di guadagnare il giro, perlomeno ha perso il giro a questo punto, quindi Levighi ha perso il giro, quindi la coppia Lenzi Kabir, Levighi Kevin perdono il giro della Shikon e quindi la 9 è due giri la coppia numero 9, quindi Capaci e Stoicu 2 giri di ritardo per loro, tutti gli altri sono a giri pieni. Willier, Fusaz Marco, Alban Riccardo, in ritardo per loro. Vediamo la coppia della Quake, Ricami di davanti che stanno tirando tutto il gruppetto di 5 unità, quindi Quake Ricami sono Bart e Eblik. Bene sta andando anche Veldoschi Kaduk, questa è la coppia abbinata alla GSG Sprint ed è di nuovo mi pare Marcolina. Marcolina, Marvulli si aggiudicano anche questa volata. Ricordiamo che chi ha perso il giro, ma comunque ipoteticamente può vincere anche qualche volata intermedia perché perde 20 punti, ma li può recuperare nel gruppo, anche questa è un'altra alchimia della Madison. Quindi Marvulli, Marcolina sempre più in vetta alla classifica provvisoria di questa 3 giorni ciclistica di Bassano. Momento questo particolarmente importante. Ancora la 2 abbiamo visto Bart, davanti là abbiamo col numero nero Marcolina adesso è lì in testa, quindi Mixa della World Service a questo punto sono al terzo posto della classifica provvisoria. Abbiamo visto questo cambio della World Service con Mixa Marche e Aceki Wojtek. Vediamo questo trio, dietro è Marcolina, si aggrega anche con il dorsale numero 4 ed è Fusaz, Alban, dorsale 2 per Bart Heblik, questo quartetto. Marcolina sta facendo gli straordinari, adesso dà il cambio a Franco Marvulli, il quale avrà un giro e mezzo a tutta per poi andare a dare lo sprint. In questo caso chi prende il giro c'è il passista e c'è il velocista. A questo punto molto brevemente Marvulli darà il cambio quando mancheranno 250-300 metri all'arrivo del traguardo intermedio e darà il cambio a Marcolina perché lui negli ultimi 300 metri è più veloce di Marvulli, mentre Marvulli è un buon passista e riesce a tenere di più, diciamo così, lunghi chilometri sulle gambe, come del resto l'abbiamo visto anche con Bart che dà il cambio all'ultimo a Heblik, il quale è più veloce. Adesso un altro tentativo di caccia questo, ed è Marcel, un altro tipo di un bel corridore ceco questo, sta andando veramente alla grande, l'abbiamo visto prima a giudicarsi la corsa a punti e lo scratch. Stiamo attenti all'ultima campana quando Marvulli darà il cambio a Marcolina e vedremo cosa riusciranno a fare. Tanto questa è la testa della corsa, Marcelli davanti. Abbiamo detto Bart Marcel del Thueringer Energy Team, poi abbiamo Mixa Aceki del Dukla Prama, abbiamo Damiano e Malucelli del Fausto Coppi Cazzara, mentre Marvulli della Isladen e FGM Impianti Marcolina Pier Giacomo. Molti atleti perdono il giro, qua davanti vediamo ancora Marvulli
Lo vediamo come sta andando a prendere adesso è Marcolina, vediamo dove darà il cambio. Intanto abbiamo visto anche con il dorsale numero 4 Frame, tra poco altro traguardo intermedio, sono un traguardo ogni 10 giri, 60 giri questa americana. Ancora il numero 4 con il dorsale della Club 88 e Frame Gomez Urosa. Tanto c'è una caduta. Rivediamo dietro Marcolina. È partita la coppia Fusaz Alban. Quarto traguardo, quindi un altro cambio. L'americana l'abbiamo visto con quale grinta. Sta prendendo un bel margine di vantaggio la coppia della Queicricami, Bart Marcel e Blick Nico. Bart Marcel un gran bel corridore, ci ha fatto divertire veramente tanto un bellissimo primo piano di Sofia Bertin, la miss di questa 3 giorni ciclistica di Bassano. La 9 perde il terzo giro, non è giornata per la coppia di Campaci Stoicu abbinato alla Panni. Ecco lo sprint, adesso andiamo a vedere chi se la giudica. Quindi Mixa Acechi, poi abbiamo Damiano Malucelli e la coppia 2 Bart Marcel Hablik Nico. Quindi si sono fatti un po' beffare la coppia della Quake perché sono sempre stati lì davanti. Quindi 9 giri alla conclusione, abbiamo sentito dallo speaker Adriano Zambon che tiene compagnia con prima le 6 giorni, campionati del mondo, 3 sere, oramai dal 1978. Ricordiamo che se esiste una pista a Bassano con grandi organizzazioni, tutto è nato nel 78 con un certo Vialetto Germano e anche Adriano Zambon che avevano organizzato per quell'occasione la prima riunione su pista proprio denominata 6 giorni di Bassano del Grappa. Quindi il ciclismo su pista deve molto a questi due personaggi, il compianto Germano Vialetto, ma oggi sempre più che mai in forma Adriano Zambon che tiene compagnia al pubblico con la sua perfetta cronaca in diretta di tutti gli atleti e tante volte con grandissime difficoltà. Vediamo che Marcolina dà il cambio a Marvulli e intanto vediamo sempre lì davanti Mixa Marek e Macieki Wojtek, poi abbiamo Damiano Maurizio e Matteo Malucelli. Questa è la coppia della Panni con 2 giri di ritardo, Campaci Stoicu. Questa è la testa della corsa, ricordiamocelo. Lì davanti vediamo proprio Marvulli con il dorsale 7, vediamo anche Mixa e Acechi. Stanno facendo una grande 3 giorni questi due ragazzi accoppiati alla World Service. Poi abbiamo anche la Autofficina Sandri con Muraro, Andrea, Garuti, Gabriele che sono a pieni giri la coppia della Autofficina Sandri. Davanti a tutti adesso è la coppia World Service. Dietro vediamo proprio Franco Marvulli che tenterà di aggiudicarsi l'ultima volata per poter indossare sicuramente la maglia di capoclassifica durante il protocollo di premiazione alla fine di questa gara. Dà il cambio con Marcolina, lo vediamo adesso prendere il cambio Marcolina, si pone in testa dietro la coppia della World Service, poi ancora la Club 88, si alza Marcolina sui pedali, si mette in quinta posizione, davanti ancora Marek Mixa, poi dopo abbiamo anche Marcel, tra i primi Bart Marcel. Sentiamo anche sui microfoni il vento che si è alzato parecchio in questi ultimi minuti, quindi coppia numero 14 in questo momento della Ursus, Frassetto Sebastiano e Jean Saint-Philippe in seconda posizione. Tutto è pronto per dare lo scatto finale per le ultime polveri che hanno nel carniere questi corridori. Abbiamo visto che con la numero 8 Sella SMP lì davanti Damiano Malucelli stanno facendo una grande 3 giorni anche questa coppia
con casacca Selle SMP, ricordiamo trofeo Selle SMP questo, oramai già un po' di anni che danno una mano questa azienda di selle che sta crescendo veramente tantissimo a livello internazionale e certamente danno una mano agli organizzatori dell'UCI 2000 che già da qualche tempo riusciamo a mettere in pista perlomeno alcune stelle dei velodromi del mondo. Qua di stelle ce ne sono parecchie, abbiamo anche tante possibilità per il futuro, uno su tutti è Lamont Francesco, che è un ragazzo che in pista sta andando alla grande e va bene nelle categorie giovanili, ha vinto tutto. Oramai manca veramente 800 metri alla conclusione, a questo punto 600 metri alla conclusione e vediamo che abbiamo lì davanti la coppia numero 8, quindi Selle SMP Damiano Maurizio, che dà il cambio a questo punto proprio a Matteo Malucelli, dietro lì che Sornione sta guardando e sta controllando dall'alto proprio Marvulli che cercherà il cambio a questo punto con Marcolina. Lo vediamo Marvulli nell'ultima fatica sua, sicuramente fra 250 metri darà il cambio a Marcolina, lo vediamo, o forse farà tutto da solo, questa sarà una sorpresa. No, eccolo il cambio, giusto a 200 metri, Marcolina in terza posizione, davanti abbiamo Lenzi, poi dopo abbiamo ancora Gasparini e Bart, ma è proprio Marcolina che dall'esterno cerca di portare via quello che è possibile, vediamo se riuscirà a farcela. No, è la numero 6 di Marvulli Franco, davanti, no, la 8, quindi è Damiano che vince proprio sul filo di rana su Marcolina, sulla coppia Marcolina Marvulli, e terza la coppia Selle SMP. Lo vediamo qua non ce l'ha fatta Marcolina, vediamo proprio che è proprio giustamente Damiano che vince, chiaramente consulto tra giudici, quindi possiamo dire che la coppia numero 8 Damiano Maurizio Malucelli si aggiudica questa americana, però Marvulli, Marcolina, con il computo dei punteggi dei traguardi intermedi, balzano in testa alla classifica generale, quindi la classifica generale è soltanto loro, sono in testa alla classifica. Marcolina, Marvulli, eccoli che prendono l'applauso della folla, è un po' di spettacolo anche per loro. Una bellezza vedere questi due corridori, chiaramente l'americana si vince anche così, non occorre andare a tutte le volate intermedie, ce ne sono state 6, loro hanno saputo veramente interpretare al meglio, con grande sagacia e intelligenza. Abbiamo visto l'ultimo cambio di Marvulli su Marcolina che negli ultimi 200 metri ha provato ma è arrivato secondo, ma comunque non importa, per loro sono i primi, quindi classifica generale con maglia Gran Premio, vediamo Città Trecceri di Bassano, trofeo Selle SMP sul podio più alto insieme a Giampieretti che ci ha tenuto compagnia con lo spettacolo, vediamo anche Paolo Gobbato, Rem Device insieme al podio, e si chiude la prima delle tre sere di Bassano. Giovedì prossimo sicuramente appuntamento con l'ultima giornata di gare importante che darà la classifica finale per quanto concerne la 3 giorni ciclistica di Bassano del Grappa 2013. L'appuntamento con tutti voi è per giovedì prossimo anche con la Bassano Montegrappa. I'm the Invisible Man.